Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie dal Veneto e i collegamenti, le corrispondenze dalle province della nostra regione. Apriamo questa edizione con una notizia appena giunta in redazione questa mattina alle 10. La sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso è giunta una richiesta di soccorso per un incidente stradale tra due auto in via Giulio Cesare a Codognè, la vedete in queste immagini. Subito è stata attivata la squadra del distaccamento di Conegliano. Nell'incidente è rimasto ferito il passeggero di una delle due auto. I vigili hanno operato collaborando con il SUEM 118 proveniente da Conegliano per la stabilizzazione e la successiva estricazione del ferito e per la messa in sicurezza di tutta l'area. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri proveniente dalla stazione di Fontanelle e una pattuglia di polizia locale da Codognè per effettuare i rilievi del caso e capire la dinamica dell'incidente. L'intervento è ancora in corso. Ora ci spostiamo a Montegrotto Terme per raccontarvi di un assalto in una gioielleria in viale della stazione. I malviventi hanno lavorato per oltre un'ora con la fiamma ossidrica e oggetti da taglio. Per il proprietario è il quarto assalto da quando ha aperto la sua attività. La mia è fortunata come gioielleria, perché prima il furto, la seconda una rapina, la terza che è morto un carabiniere, una rapina violenta. Questa notte purtroppo rumori non ne abbiamo sentiti. Con fiamma ossidrica hanno fatto un buco sul vetro antiproiettile di spessore di 5 centimetri. Ci racconta nel dettaglio quanto accaduto, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Parla con pacatezza ma con il dolore di chi è ripiombato in un incubo Guerrino Marchi, 85 anni, da 70 titolare di questa gioielleria di Viale Stazione nel centro di Montegrotto, come il padre e il nonno prima di lui. Un lavoro preciso, certosino, quello dei malviventi che hanno agito indisturbati. Alle 2 un primo sopralluogo, poi l'assalto. Con la fiamma ossidrica prima hanno tagliato le inferriate, poi fatto un foro nel vetro per arraffare quanti più gioielli possibili, servendosi di un ramo. Avevo un tableau di anelli vicino con la mano, purtroppo era vicino alla vetrina, hanno svuotato, c'erano anelli, hanno portato via gli orologi, 2 monete antiche di San Marino e altri gioielli. A metterli in fuga all'albeggiare, racconta Guerrino Marchi. Ignaro di tutto, ad accorgersi dell'assalto è stato lui, intorno alle 8, uscito di casa per portare fuori il cane. Ingente il bottino, ingenti i danni, circa 20.000 euro secondo una prima stima. Bene che non sia sceso perché io ho provato la paura, cioè trovarmi una pistola puntata e la paura c'è. Dopo la forza, il coraggio, forse la mia volontà, innamorato della vita che è un dono che non ha prezzo, però è brutto perché con la terza è stata brutta violenza. Ci hanno picchiato, portato fuori tutti e hanno ucciso un ragazzo. Aveva 23 anni il vice brigadiere Alfredo Costantini, morto per le ferite riportate dopo 100 giorni di agonia. Una lapide posta all'esterno della gioielleria ricorda il suo sacrificio. In 3 erano entrati nel negozio nel 1983. Guerrino Marchi era riuscito a premere l'allarme e i carabinieri erano intervenuti. Il dolore per quella morte c'è ancora, come la paura per la violenza subita, ma ci sono anche altri sentimenti. Tanta rabbia e amarezza e rabbia. Il mio mestiere è questo. Le indagini sono in corso. Fondamentali saranno le telecamere di videosorveglianza presenti in tutto il territorio comunale. Tra i primi a chiamare il gioielliere il sindaco Riccardo Mortandello. Avete sentito tra i primi a chiamare il titolare, il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, mentre le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La gioielleria Marchi sia il quarto furto che subiscono. Ricordiamo quella rapina degli anni 80, nell'83 dove è perito anche il vice brigadiere Alfredo Costantini, che ogni anno ricordiamo. Ecco, a differenza delle altre volte questo è stato fatto proprio un furto in maniera scientifica e speriamo che la nostra videosorveglianza e il lavoro dei carabinieri porti ad assicurare alla giustizia questi malviventi e questi ladri.
Ecco, quella è una zona videosorvegliata, ci sono telecamere presenti. Le videocamere sono praticamente ovunque, aggiungiamo anche i sistemi di videosorveglianza dei privati che speriamo possano aiutare. Quindi sarà un lavoro in sinergia, voi l'avete già messo a disposizione dei carabinieri? Assolutamente sì, sarà un lavoro che è demandato alle forze dell'ordine. Resta il grande fatto che speriamo che vengano non solo riconosciuti coloro che si sono resi protagonisti di questo furto, ma che poi la legge li condanni realmente ad andare in galera, perché il grande problema è che se anche questi ladri vengono riconosciuti, poi hanno sempre l'escamotage per uscire dalla galera. Quindi speriamo vengano presi e che vengano messi per lungo tempo in galera, in modo da essere anche un esempio da non ripetere per chi volesse emularli. Ed ora parliamo del gravissimo incidente avvenuto ieri lungo la strada provinciale 47 Valsugana all'altezza di Pieve di Curtarolo. Non è stato ancora identificato il nome della vittima. Ci colleghiamo con Chiara Gaiani, sul posto con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Con me c'è anche il sindaco di Curtarolo Martina Rocchio, che ringrazio e che sentiremo tra poco. Sì, lo dicevi, non è ancora stata identificata la vittima del gravissimo incidente, un uomo tra i 70 e i 75 anni che stava percorrendo questo tratto di Valsugana. L'incidente è avvenuto nel tratto che vedete proprio inquadrato da Federico Cibotto alle mie spalle, in bicicletta alle 15:30. Pare avesse tentato di attraversare la Valsugana ed è stato investito da un SUV condotto da un 59enne veneziano, un impatto terribile, tragico, che non gli ha lasciato scampo purtroppo, creando tra l'altro un blocco totale del traffico lungo la trafficatissima arteria che vedete alle mie spalle. Vi dicevamo, ci sono gli agenti del distretto, della polizia locale del distretto Medio Brenta al lavoro da ieri, intanto per ricostruire la dinamica dell'incidente, ma soprattutto per dare un nome alla povera vittima. Lo ridiciamo, si tratta di un anziano, 70-75 anni, indossava un giubbotto nero, un maglioncino nero leggero con una camicia, i pantaloni della tuta nera, delle scarpe da ginnastica bianche. Si spera davvero di trovarlo al più presto. Siete al lavoro anche voi, sindaco, con gli uffici dell'anagrafe per cercare di identificare la vittima? Certo, sì, buongiorno a tutti. Sì, come si è detto, chiaramente è stato un impatto, insomma, anche per tutta la comunità di Curtarolo. Tenuto conto che l'anziano viaggiava in bicicletta, si presume possa essere chiaramente nel nostro territorio. Comunque gli uffici dell'anagrafe stanno collaborando ovviamente con le forze dell'ordine per capire magari da qualche dettaglio di riuscire a risalire a chi fosse, insomma, ecco, questa persona. Ad oggi non ci sono state, non sono state sporte denunce di scomparsa e nessuno ha rivendicato, insomma, questa persona, e quindi speriamo vivamente che si riesca veramente a dargli anche un nome. Certo, e quindi anche dai nostri microfoni, insomma, lanciamo questo appello, continuiamo a ridirlo. Un incidente che purtroppo tragicamente, come accade sempre quando torniamo a parlare di Valsugana, ripropone l'accento, sindaco, su questa strada. Ricordiamo che questa strada dà migliaia e migliaia di veicoli al giorno, una strada provinciale. Sì, esatto. Allora, quando parliamo di Valsugana ormai sono anni, no, che tocchiamo questo tema, e penso che ora più che mai sia necessario fare fronte comune e trovare delle soluzioni. Mi sono seduta in questi ultimi 7 anni su tanti tavoli per confrontarmi e per portare le problematiche del mio territorio, ma di tutto l'asse, perché come si diceva prima, da un flusso del traffico che è stato fatto da provincia e regione parliamo di circa 25.000 mezzi, anche pesanti, ma molto probabilmente ce ne saranno anche tanti di più. Quindi voi capite l'importanza di trovare, insomma, delle soluzioni. Quindi, insomma, anche nelle prossime settimane continuerò a parlare anche a tutti gli enti sovracomunali per trovare soluzioni mirate, perché questo è un territorio che ha delle peculiarità. Parlo da Vaccarino fino a Cittadella, perché questa è la parte che è rimasta, come dire, provinciale, e che tutti hanno appunto delle territorialità sicuramente, no, particolari, e bisogna tenerne conto. Ecco, volevo solo sottolineare un'ultima cosa, sindaco. Di fatto il suo comune è proprio diviso dalla Valsugana, cioè non è raro che una persona, che un anziano, percorra questa strada in bici. Sì, allora noi abbiamo peraltro non solo questa come strada provinciale, ma siamo attraversati anche dalla SP70. Voi sapete, avrete visto, insomma, l'incrocio quell'incrocio che porta ad altri numerosi incidenti, fortunatamente ad oggi non mortali, perché abbiamo 2 direttrici provinciali, e quindi lì
lì abbiamo fatto diversi ragionamenti che porteremo nuovamente, come dicevano, queste istanze anche alla stessa provincia. Comunque sì, qui le persone chiaramente attraversano questo tratto non in sicurezza perché queste sono le strade che ci attraversano. Ecco, allora davvero grazie al sindaco Martina Rocchio, noi su questo tema continueremo a restare perché l'appello è stato lanciato anche pochi giorni fa anche dagli industriali, siamo in una zona artigianale e la necessità è alta. Direi che per ora da Curtorolo è tutto, ricordo quanto è accaduto ieri e rilancio l'appello se qualcuno potesse avere idea di questa persona tra i 70 e i 75 anni. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, Filippo a te la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani per questo collegamento e parliamo di un'altra grande paura che si è vissuta ieri, questa volta a Castelfranco Veneto, in piazza Giorgione, dove è stato allestito il Luna Park di Carnevale. Una sedicenne è caduta da una giostra e ha fatto un volo di 4 metri e per noi sul posto c'è Nancy Galdi con Renzo Rigone. Buongiorno Nancy. Sì, buongiorno Filippo da Castelfranco Veneto, siamo in piazza Giorgione dove ieri pomeriggio verso le 18:30 è stata sfiorata una vera e propria tragedia. Una sedicenne è precipitata dalla giostra che vedete alle mie spalle facendo un volo di 4 metri e atterrando di pancia sulla pedana. La giovane si trovava con alcuni amici, era salita sulla giostra denominata Shuttle, come vedete ora chiusa e posta sotto sequestro, ci sono anche le strisce a delimitare l'area. All'improvviso la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era seduta si è sganciata per cause ancora da chiarire, non si sa se per un difetto tecnico della giostra, un errore involontario della giovane, magari se l'è sganciata per sbaglio. Per fortuna in quel momento la velocità della giostra stava diminuendo, lei è caduta per 4 metri sotto gli occhi di tutti e subito soccorsa da alcuni ragazzi, probabilmente il personale della giostra. È stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente, era sotto shock, non riusciva a parlare. Ovviamente la giostra è stata fermata nell'immediato e il resto delle persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza. Anche in questo caso una grande fortuna, la ragazza si sarebbe potuta fare veramente male. Adesso sono in corso le indagini per verificare se effettivamente si sia trattato di un guasto tecnico della giostra oppure di un errore involontario della giovane sedicenne. Per ora è tutto da Castelfranco Veneto, ringrazio anche Renzo Rigone alla parte tecnica. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi per questo collegamento da Castelfranco Veneto. Noi ci spostiamo a Nanto per un grave fatto di cronaca. Un pensionato ultranovantenne è stato aggredito e malmenato dai ladri e è finito con una gamba rotta all'ospedale. Resta tuttora sotto osservazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza un pensionato di 92 anni aggredito e malmenato da 2 ladri che si erano introdotti nella sua abitazione a Nanto. L'anziano, che abitava solo, si era fratturato un femore finendo a terra nella colluttazione con i malviventi. A soccorrerlo per primo il figlio, allertato dallo stesso pensionato, rimasto tuttora ancora sotto shock. Mio padre adesso sta in condizioni di salute compatibilmente con il decorso operatorio. Sta anche abbastanza bene, rimane comunque provato per ciò che è accaduto. È stata un'esperienza drammatica, insomma, sotto tutti gli aspetti, ecco, questo sì. Quindi speriamo bene, insomma, nel suo recupero che sia il più veloce possibile. La banda, composta da almeno 3 persone, aveva fatto irruzione venerdì in pieno giorno, poco prima delle 10. 2 criminali si erano introdotti nell'abitazione scassinando un serramento al primo piano, mettendo a soqquadro i locali e incrociando l'anziano al piano terra. I malviventi sono entrati a volto scoperto. Mio padre si riferisce che non avevano un accento italiano, non è che in casa ci fossero particolari beni preziosi oppure che lui avesse determinate disponibilità, voglio dire, ecco. Lui teneva in casa quello che gli serviva per la quotidianità. Fatto sta che erano a volto scoperto e uno dei 2 lo ha affrontato. Potevano anche risparmiarsi il fatto di avvicinarsi a questo anziano e di spingerlo
sapevano che insomma lo vedevano che aveva anche una motorietà leggermente instabile, no? L'abitazione dista 200 metri dall'oreficeria Zancan, nota per il ripetersi di drammatici assalti di rapinatori senza scrupoli. In queste zone rurali si avverte forte il senso di insicurezza. Abbiamo avuto anche testimonianza recente qui in paese, no? Dove i furti magari sono stati anche molto più pesanti di quello che abbiamo subito noi, no? Sì, fa riflettere, fa pensare, ci rende anche molto insicuri, siamo anche allarmati, voglio dire, non nego che siamo anche impauriti, insomma, ecco, capito? Tragedia a Montebelluna, Giacomo Casagrande, 71 anni, è morto cadendo da una scala mentre stava tagliando un albero. L'uomo è finito dentro il canale Brentella, sbattendo violentemente la testa su un sasso. La disperazione della famiglia. Una tragica fatalità. Giacomo Casagrande era con il fratello, il figlio ed altre persone. Stava tagliando un albero con la motosega. All'improvviso un ramo ha toccato la scala ed il 71enne è precipitato nel canale. Il dramma è accaduto pochi minuti dopo le 14 a Biadene di Montebelluna, in un terreno boschivo sul retro di Villa Pisani lungo lo stradone del Bosco di proprietà dell'uomo. Sono stati attimi di terrore. Immediata la chiamata ai soccorsi, fra i primi ad intervenire i vigili del fuoco, a scendere dal mezzo il nipote, lui assieme ai colleghi, il difficile compito di liberare lo zio, ormai privo di vita, travolto dai rami. Le parole disperate della cognata della vittima. Mio cognato era sulla scala, il figlio era giù che faceva attenzione che non passassero le macchine per non essere pericoloso, e mio marito era sul trattore. Io dopo scusate, ma sono agitata, non me ne intendo tanto, e praticamente mio cognato era sulla scala e la pianta ha toccato la scala, lui ha perso l'equilibrio e è andato giù. E quindi ha sbattuto la testa? Ha sbattuto la testa e non si è più mosso, sì. Sì. Per descrivere il suo cognato, com'era? Il cognato era una persona buona che teneva la sua famiglia come mio marito, e praticamente mio marito è distrutto anche lui. La famiglia è stretta nel dolore, ricordano Giacomo, una persona che sapeva farsi voler bene, amava la famiglia, viveva per la nipotina, ci raccontano. Lui guardava fotografie un po' prima di andare fuori, l'aveva guardare fotografie sotto gita. Un attimo ed è tutto finito, ci dicono fra le lacrime. Era in pensione Giacomo Casagrande, ma ogni tanto continuava a lavorare in carrozzeria, e poi la sua vita dedicata alla famiglia, alla casa. La procura di Treviso non ha ravvisato i presupposti per l'apertura di un'indagine ed ha già firmato il nulla osta per le esequie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il suo M118 e i carabinieri di Montebelluna. La notizia della morte di Giacomo Casagrande ha scosso la comunità. Già ieri pomeriggio i cittadini sono arrivati sul luogo dell'incidente. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Increduli di fronte ad una tragedia che ha colpito la comunità, i cittadini, gli amici più stretti, hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Nessuno riusciva a crederci. Fra i primi ad arrivare l'ex titolare di Giacomo Casagrande, nonostante fosse in pensione, ogni tanto dava una mano. Lui ogni tanto veniva. Quando si aveva bisogno bastava chiamarlo, lui era sempre disponibile. Ha sempre lavorato con me, ha cominciato con noi, è andato in pensione con noi. Quando ha saputo di questa tragedia, che cosa ha pensato subito? No, non vi credevo, una cosa incredibile, perché era una persona sana, forte, sicura. Mai avrei pensato che cadesse qua sull'ultima pianta di fronte alla sua casa, mai e dopo mai. Disperata una vicina che Giacomo lo aveva conosciuto da giovane. Un ragazzo che giocava nei cortili, più o meno dell'età di mio fratello, quando ci si aggregava nei cortili per giocare, ed era un ragazzo che ha conservato, credo, quella semplicità che ci derivava. Il cordoglio dell'amministrazione comunale, una tragedia che lascia tutti senza parole, ci dice il sindaco. Esprimo le mie più profonde condoglianze a tutta la famiglia, condoglianze ovviamente non solo mie, ma da parte di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la città di Montebelluna. Una tragedia che scuote una comunità intera, sinceramente
una tragedia che lascia senza parole. Mobili divelti, quadri spostati, spariti gli orecchini della mamma scomparsa e il pesante bilancio di un furto in abitazione a Zero Branco. Ora entrare in casa fa paura, ci racconta Adriano Semenzato. Siamo entrati in casa e il primo impatto è quello proprio più devastante, perché ti trovi con la casa sottosopra e vedi che sono entrati in casa tua. Difficile superare lo shock di vedere la propria abitazione, quello che dovrebbe essere un luogo sicuro, devastato dal passaggio dei ladri. Il furto venerdì sera in zona Montirona Zero Branco. I ladri probabilmente hanno atteso che Adriano Semenzato e la moglie uscissero a cena per entrare in azione. Sono arrivati dai campi retrostanti certi di non essere visti. Hanno tagliato la rete e poi si sono guadagnati un passaggio attraverso la siepe prima di raggiungere la finestra del bagno al piano terra. Hanno forzato questo balcone e poi hanno veramente divelto questa finestra. Una volta all'interno hanno girato tutte le stanze, lasciando dietro di loro la devastazione. Poi hanno fatto questo in tutte le nostre camere. Hanno spostato mobili, aperto armadi e cassetti, hanno persino sventrato la vasca idromassaggio. Comodini rotti in due. Questo comodino era dentro l'armadio. Cercavano gioielli e denaro. Hanno buttato per terra quadri alla ricerca sicuramente di una cassaforte che assolutamente non c'è, e hanno trovato l'oro, l'anello che avevo regalato a mia moglie prima di sposarmi, poi soprattutto degli orecchini della mamma di mia moglie che erano un ricordo di famiglia. Un'esperienza che segna inevitabilmente la vita delle vittime. Anche ieri sera, quando si rientra a casa, si rimane sempre, finché non si è dentro, si vede che è tutto tranquillo. Anche l'entrare in casa con i primi giorni è un po' disturba. Ormai la gente veramente non ne può proprio più di queste situazioni, una situazione pesante. La situazione pesante si è verificata anche a Venezia durante il fine settimana di Carnevale, con un accoltellamento di un giovane in centro città. In città poi ha anche fatto discutere una passeggiata, diciamo, delle cosiddette pattuglie civiche. Restano sempre critiche le condizioni del 21enne del Lido accoltellato alla giugulare a Rialto in zona Erbaria per un apprezzamento non gradito la notte tra venerdì e sabato scorso. Riverso a terra in una pozza di sangue, è stato subito soccorso, operato d'urgenza e resta ricoverato in rianimazione in terapia intensiva in prognosi riservata all'Angelo di Mestre, con la squadra mobile di Venezia già sulle tracce dell'aggressore, un suo coetaneo datosi alla fuga dopo l'aggressione e che sarebbe stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere della zona e alle testimonianze dei presenti. Nella stessa notte a Mestre, 40 residenti, stanchi di furti, spaccio e violenza, sono scesi in strada con pettorine arancioni e torce per presidiare i quartieri segnati da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Il racconto di Alvise Ferialdi, buongiorno Marghera, promotore dell'iniziativa. Tanta gente, tanto successo per questa iniziativa che, voglio ribadire, non è una ronda, ma bensì sono delle passeggiate civiche. Ma l'iniziativa scatena polemiche. Coraggio civico o deriva pericolosa? Ci si domanda. Non si tratta assolutamente nessuna deriva, ma è giusto fermarsi per riflettere ed è quello che stiamo facendo in questo momento. L'opposizione comunale con Paolo Ticozzi annuncia la presentazione di un'interrogazione per fare chiarezza sulla questione e sul reale stato della sicurezza urbana. Il clamore anche di questa che in effetti è una minoranza va tenuto conto, anzi l'idea nostra è di aprire a tutti.
Tra paura e rabbia ci si chiede chi tutela davvero i cittadini. La risposta con l'invito di Ferialdi anche a Ticozzi. Capire anche a queste associazioni che ci hanno criticato, cioè questi devono essere momenti di tutti quanti i cittadini e nessuno deve avere paura. Sicuramente però devono essere ben coordinati con le forze dell'ordine. E in occasione del Carnevale c'è stato un blitz della Guardia di Finanza in negozi di giocattoli di Treviso. 2 esercenti sono stati sanzionati, un terzo denunciato per aver venduto pupazzi contraffatti. Sono oltre 3 milioni i giocattoli di provenienza cinese sequestrati dalla Guardia di Finanza in vista del Carnevale, periodo in cui aumenta la vendita di giocattoli e articoli per i bambini. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai consumatori, soprattutto ai più piccoli. Nel mirino sono finiti negozi con articoli dedicati. In 2 casi la merce esposta per la vendita era priva delle specifiche avvertenze previste a tutela dei bimbi che devono necessariamente accompagnare i giocattoli. Attività investigative condotte in sinergia con l'autorità giudiziaria e la Camera di Commercio sono finalizzate al contrasto dei fenomeni illeciti che mettono a rischio la proprietà industriale, i diritti d'autore, il Made in Italy e soprattutto la salute delle famiglie. Problemi sono stati riscontrati anche sulla composizione dei materiali, tanto che l'intero lotto è stato sottoposto a esami nel laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno, che ha certificato l'irregolarità dei prodotti sotto il profilo chimico-meccanico rispetto agli standard europei. Sono così scattate le sanzioni amministrative fino a 50.000 euro per 2 imprenditori e il sequestro di tutti e 3 i milioni di giocattoli. Inoltre, un altro commerciante è stato denunciato per la vendita di pupazzi contraffatti del marchio Labubu, anch'essi sono stati sequestrati. Tragedia scampata per miracolo per una famiglia di Agugliaro. Siamo nel Vicentino. Un incendio improvviso originato dal camino ha avvolto la cucina. Il fumo ha intossicato i 3 occupanti della casa, che sono finiti in ospedale. Dei panni stesi per asciugare che avevo messo mia moglie e una scintilla è andata addosso ai vestiti e ha procurato l'incendio. C'era tra l'altro anche la figlia seduta lì vicino che ha preso un grande spavento e poi è fuggita naturalmente. Però si è elevato un fumo acre, tremendo, diciamo, che ha invaso tutta la casa. Un momento di disattenzione che poteva essere causa di una tragedia. Mentre il padre cercava di spegnere il rogo improvviso a secchiate d'acqua, la madre si trovava al piano superiore dell'abitazione in via Ponte Alto. E vengo giù e vedo un bagliore, una cosa, e quindi il mio immediato atteggiamento è stato quello di prendere mia figlia. Ho detto, Madonna, siete lì vicina, le fiamme le lava oggi? Sì. E quindi prendi la ragazza e sono scappata di là. Mentre gli occupanti della casa erano avvolti nel fumo acre nel tentativo di spegnere le fiamme, provvidenziale l'intervento del fratello che ha allertato per primo i vigili del fuoco di Lonigo. Io avevo visto subito le fiamme. E quando ho sentito le altre cose, mi hanno detto i vigili del fuoco, quando ci sono subito le fiamme, chiamarli tempestivamente. Si era spaventato? Cosa aveva visto? Avevo visto le fiamme fuori, anche avevano altri automobilisti, ma io ho detto, avevo già allertato i vigili del fuoco. Poi siamo finiti in ospedale perché ci hanno fatto le analisi per vedere se avevamo aspirato questi fumi, i polmoni, raggi, e poi un secondo controllo del sangue, se era tutto a posto. E finalmente alle 2, dalle 8, siamo partiti, siamo riusciti a venire a casa. Oggi la sensazione di tutti è davvero di averla scampata per miracolo. Eravamo nelle mani sia delle persone che di Dio, per i credenti, certo. Chi non crede faccia quello che vuole. Dramma a Padova, dove si piange un poliziotto 50enne. L'uomo si è tolto la vita. Appena un anno fa a Jesolo aveva salvato quella di una bambina. Ha scelto un luogo tristemente noto, la passerella che attraversa il Brenta a Cadoneghe Vecchia. È qui, sul lungargine sinistro, che è stato recuperato il corpo senza vita di un 50enne, un agente di polizia in servizio presso la questura di Padova. Un gesto volontario che ha lasciato senza parole tutti, la famiglia e anche i colleghi. Un agente ben voluto, preparato e generoso che solo un anno fa era stato premiato per aver salvato la vita di una bambina nella spiaggia di Jesolo. Una grande perdita che lascia un grande vuoto. Alla famiglia si sono stretti i colleghi e tutta la comunità.
Allora ci spostiamo a Enego per parlare delle minacce al parroco anticamorra Maurizio Patriciello di Caviano e al cronista Adriano Cappellari dell'Altopiano. Nuove minacce al parroco anticamorra Don Maurizio Patriciello e intimidazione al cronista dell'Altopiano Adriano Cappellari. L'inchiesta, che collega Napoli e Vicenza, riporta alla luce un clima pesante, fatto di lettere anonime e messaggi intimidatori. Nel mirino il sacerdote di Caivano, da anni impegnato contro i clan, lo spaccio e il degrado sociale, ma anche il giornalista di Enego, collaboratore del giornale di Vicenza, che ha raccontato le iniziative e le testimonianze del parroco sull'altopiano. Una coincidenza che gli inquirenti stanno valutando per capire se ci sia un filo diretto tra le minacce. Le lettere, recapitate anche esponenti istituzionali, evocano toni pesanti e tentativi di isolamento. Il cronista Cappellari non arretra. Ho fatto e continuerò a fare il mio lavoro, ha scritto, ringraziando per la solidarietà ricevuta. Solidarietà anche da parte dell'Ordine dei giornalisti col presidente Andrea Buoso e del sindacato giornalisti del Veneto con Alessio Antonini. L'unica colpa di questi colleghi è stata quella di dare voce a un difensore della legalità, dicono, e promotore del riscatto e della dignità di una terra martoriata da violenza e sopraffazione. Un obiettivo e un impegno che non li vede soli, ma che fa parte del DNA di tutti i giornalisti e delle istituzioni che li rappresentano. Solidarietà anche dal mondo politico e istituzionale. L'obiettivo delle intimidazioni, secondo gli inquirenti, sarebbe quello di fermare chi racconta e denuncia. Ma la risposta, per ora, è quella della compattezza, nessun passo indietro nella difesa della legalità. Allora ci spostiamo nel bellunese e voltiamo decisamente pagina e vi raccontiamo una manifestazione di protesta da parte dei dipendenti dello stabilimento di Feltre della Hydro. La multinazionale norvegese ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Feltre, caso Hydro, siamo con Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL di Belluno. Facciamo il punto su quello che sta accadendo in questa azienda che da fuori forse non si capisce, ma ha le dimensioni di una città nella città. Beh, certo, lo stabilimento ex metallurgica feltrina è il cuore della produzione industriale della provincia di Belluno e di Feltre in particolare, ha una dimensione molto grande. Qui la situazione è che, come vedete, i lavoratori sono ancora in presidio ai cancelli per evitare che l'azienda provveda allo spostamento di ulteriori matrici che sono il cuore della produzione di questo stabilimento. La decisione deriva dal fatto che l'azienda non ha fornito un piano dettagliato per il ripristino dell'attività produttiva dopo i due incendi che sono avvenuti nelle settimane scorse, quindi non abbiamo avuto un riscontro positivo rispetto a quello che per noi è una priorità, cioè quella di rimettere in funzione gli impianti, e dall'altro, visto che la prospettiva è quella di un periodo molto lungo per il ripristino di quelle che sono le attività produttive, è che i lavoratori sono posti in cassa integrazione a 0 ore per un tempo che può andare dalle 8 alle 10 settimane, ma forse ancora di più. Abbiamo chiesto all'azienda di integrare la cassa integrazione, che vale il 60-70% della retribuzione, abbiamo ricevuto un diniego, e quindi, a fronte della non chiarezza rispetto a quelle che saranno le riprese produttive e la indisponibilità di supportare i lavoratori che stanno pagando il prezzo alto rispetto a incidenti che non hanno causato loro, abbiamo deciso insieme a loro di riprendere il presidio di impedire l'uscita delle matrici dallo stabilimento di Feltre. Cioè, volete impedirlo fisicamente che escano? Certo, da quello che ci risulta stanno predisponendo un camion per spedire ulteriori matrici dopo averne spedito uno la settimana scorsa. Se il camion si presenterà in cancelli, noi fisicamente impediremo l'uscita del camion. Quanti sono i posti in ballo qui alla Hydro? Ci sono 110 dipendenti diretti di Hydro, più una ventina di dipendenti di una ditta terzista che fa le terze lavorazioni. Abbiamo poi 8-10 dipendenti della logistica, abbiamo 4-5 dipendenti della mensa, abbiamo 4-5 dipendenti delle pulizie, quindi in totale 150 posti di lavoro a rischio. E adesso ci spostiamo a Mestre per un'altra questione che invece riguarda i lavoratori della PAM di Corso del Popolo e una chiusura all'orizzonte di questo supermercato che è stata annunciata poche settimane fa e dovrebbe avvenire prestissimo, per cui c'è lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari. Questo hanno deciso i dipendenti del supermercato nel corso
di un incontro che hanno avuto tra loro. L'azienda, come vi dicevo, ha deciso di chiudere entro la fine del mese. L'azienda ci ha inviato un comunicato formale venerdì in cui ci comunica la chiusura il 28 di febbraio. Dopo 60 anni di attività, il supermercato PAM di Corso del Popolo a Mestre chiude. Lo farà entro fine mese. Decisione irremovibile dell'azienda e dichiarata dai vertici per ragioni di concorrenza. Prettamente economiche in base a mancati fatturati o mancati, introiti secondo il loro punto di vista, ovviamente. Un buco nell'acqua l'incontro del pomeriggio dei dipendenti con l'azienda e sindacati. E l'azienda si degna di incontrarci il 23 di febbraio, 5 giorni prima della chiusura. Ci sembra un comportamento molto poco rispettoso nei confronti dei propri collaboratori, anche perché loro in questi anni hanno sempre dato il massimo per fare per dare servizio alla clientela. Qui in quest'area della città dove il degrado la fa da padrone e lo si vede tristemente tutto attorno all'area del supermercato, tra avanzi di cibo, spazzatura varia, mozziconi gettati ovunque, marciapiedi dissestati con il buco coperto a sua volta da scarpe da ginnastica abbandonate, lattine di birra con bottiglie vuote ovunque, insomma un vero immondezzaio. Cosa certa è che sicuramente qui siamo in un'area molto degradata, il numero dei furti è altissimo, abbiamo fatto presente questa cosa all'azienda in più riprese, infatti c'è una guardia sempre qui fissa. Evidentemente tutto questo non è servito a evitare la chiusura, però non sappiamo al momento se anche questo, se anche questo motivo possa essere un motivo per cui l'azienda ha preso una decisione. È qui che 19 lavoratori del supermercato PAM coinvolti, 9 part-time, 4 full-time e altri con contratto part-time a termine, ora vivono con la preoccupazione soprattutto per l'assenza di garanzie sulla ricollocazione negli altri punti presenti a Venezia, e mentre i sindacati chiedono nuovi ed urgenti incontri, cresce il timore di un ulteriore impoverimento di un'area già segnata da degrado e accattonaggio. Ed ora voltiamo pagina, ci rechiamo all'aeroporto Canova di Treviso perché è stato presentato un nuovo macchinario, un robot che aiuterà le persone portatrici di disabilità. Ci racconta tutto Lucio Zanato. Sì, mi trovo all'interno dell'area partenza dell'aeroporto Canova di Treviso per un prototipo che qui inizia il suo percorso, un prototipo davvero particolare perché aiuta le persone con disabilità. Sono innanzitutto con il direttore dello scalo Canova, Federico Scanferlini. Direttore, un prototipo importante perché voi aiutate le persone con disabilità a prendere l'aereo. Sì, li aiutiamo, diamo un servizio che è già insito in tutti gli aeroporti, un servizio PRM, passeggeri a ridotta mobilità, è previsto dalla normativa e abbiamo degli obblighi assolutamente di servizio in questo senso. Sicuramente questo tipo di assistenza è un plus, nel senso che darà assolutamente un servizio in più a un certo tipo di categoria appunto dei passeggeri a ridotta mobilità. Per noi significherebbe con i numeri dell'altro anno assistere o migliorare il servizio, la percezione del servizio per un 25% dell'utenza e sicuramente dare la possibilità di autonomia di movimento a un passeggero che normalmente necessita l'assistenza di qualcun altro per poter avere un'esperienza piena dal punto di accoglimento al punto di rilascio al gate. Crediamo possa essere una cosa importante. Ecco, parliamo di quanti passeggeri nel totale rispetto al 25%? Parliamo su un totale di 15.000 abbondanti nel 2025, considerato il contesto complessivo di più di 3 milioni di passeggeri. Ripeto, un 25% di questi numeri potrebbero essere assistiti da questo tipo di macchina, che poi è una macchina intelligente. Mi sposto da quest'altra parte con il responsabile di ricerca e sviluppo, mettiamoci di qua, così. Allora, responsabile di ricerca e sviluppo Antonio Benedini, ci può raccontare un po' questo mezzo? Sì, diciamo questo veicolo è dotato di... Mettiamoci un po' più avanti così, un po' più avanti, così, dica. Questo veicolo è dotato di telecamere e di LiDAR che automappano quello che è l'ambiente
e grazie a un software sviluppato dalla nostra azienda riconosce appunto quelli che sono i percorsi e le dinamiche migliori all'interno dell'aeroporto. Non si muove il veicolo in un binario, tanto per capirci, ma sceglie quelli che sono i percorsi evitando persone, ostacoli e quant'altro. Quindi ad esempio io devo prendere l'aereo però mi sono rotto la gamba, sì. Come mi devo muovere? Come succede già oggi, quando una persona ha questo tipo di necessità, deve informare l'aeroporto di questa esigenza. Attualmente viene accolto dal servizio aeroportuale e trasportato con una carrozzina normalmente. In questo caso invece sarà il veicolo che lo fa in maniera completamente autonoma, portando la persona dall'ingresso dell'aeroporto, zona di accoglienza, fino al check-in, passando da ristorante, bar, servizio, quello che serve. Il veicolo è collegato poi costantemente con il software dell'aeroporto e quindi è continuamente aggiornato su quelle che sono partenze, voli per rimanere in orario durante questo trasferimento. Ma se io devo andare in bagno nel frattempo e mi viene all'ultimo momento, cosa faccio? Mi metto a parlare con la macchina? Sì, esatto, c'è un dialogo con la macchina, si può dialogare, ma si può anche semplicemente cliccare sul monitor il tipo di percorso che si vuole scegliere o destinazione, il veicolo sceglie dove portarti in base alle necessità. Treviso è il capofila di questa esperienza, cioè questa macchina qui viene testata qui a Canova. Sì, Treviso è la conclusione, adesso è il partner di questo progetto, noi siamo chi ha sviluppato la parte macchina, poi c'è un'altra società che ha sviluppato il dialogo tra macchina e software dell'aeroporto e da adesso si conclude la sperimentazione, incomincerà poi una fase di industrializzazione del prodotto. Direttore, significa poter risparmiare uomini da impiegare da altre parti? Mettere questa macchina a guida autonoma? Io parlerei di diverso impiego, non di risparmio, ovvero dare l'opportunità al nostro team di concentrarsi in altre attività, in altre assistenze in maniera più mirata. Senta, l'ultima battuta però la facciamo sull'aeroporto, perché noi abbiamo diversi telespettatori che ogni tanto ci chiamano, ci dicono come mai tanti aerei volano sopra Treviso? Allora, tanti aerei sono la normalità, operano in una fascia tra le 12 e le 16. Come previsto non è una scelta dell'aeroporto di Treviso, ma è un'imposizione, qualche cosa di deciso da parte dell'ENAC e di tutti gli enti preposti a questo tipo di scelta. Noi non facciamo altro che applicare quello che è la normativa, quindi diciamo che è una fascia ridotta di tempo in cui ci possono essere voli che si involano verso Treviso. La normalità è che la rotta non dovrebbe interessare l'aeroporto di Treviso, può essere che il pilota, per motivi di valutazione propria, di peso, di altra natura, in sicurezza, per la sicurezza al volo, scelga di passare apparentemente sopra Treviso, in realtà è ben distante. Ecco, questo per quanto riguarda le disposizioni di ENAC. Poi ci sono anche problemi, chiamiamoli meteorologici? Ci possono essere motivi sì, operativi della macchina o motivi meteorologici che portano il comandante a scegliere di volarsi da una parte piuttosto che dall'altra della pista. Ma questa è la normalità in qualsiasi aeroporto. Grazie direttore, grazie al progettista, a voi la linea. Grazie a Lucio Zanato e noi ci trasferiamo e riapriamo la pagina della cronaca. Ci trasferiamo immediatamente a Belluno per raccontarvi di una tentata rapina in un locale pubblico che è stata sventata dal titolare del bar, ma ci racconta tutto in diretta Fabio Fioravanzi. Buongiorno. Siamo a Belluno, siamo in un locale del centro a 2 passi dal tribunale, dove è accaduto un fatto di quelli che non si vorrebbero raccontare. La vittima è qui con noi, il titolare del bar, Cristian Gottardo, che ha disarmato la persona che è entrata facendo cosa? Ma niente, è entrato, mi ha detto o mi dai da mangiare o ti rapino. Al momento pensavo forse una barzelletta, uno scherzo, invece gli ho dato proprio sto cappuccino, gli ho dato la brioche, ha mangiato la brioche sull'angolo là del bar, del bancone, a fine del bancone, e una volta appoggiato il cappuccino
è venuto di qua verso la fine del bancone, si è messo su questo angolino qua e ha tirato fuori sto crocifisso con una lama. Al momento non è che ho visto cosa aveva in mano, so che aveva il crocifisso, era bello grande, l'ho visto. E c'era attaccata una cosa che non ho capito che cacchio era, però al momento ho dovuto solo pensare alla mia persona, a difendere la mia persona e l'incasso che avevo di una settimana, giustamente proprio sotto la cassettina. Non diciamo dove. Ok, non diciamo bene, dove. perfetto. E niente, lui mi ha alzato sta arma, prima ha fatto una mossa come ti benedico, dopo ha fatto un tiro tipo un po' strano, gli ho preso le braccia, l'ho disarmato, sono uscito e ho chiamato il 113. A quel punto cosa è successo? Niente, ho chiamato il 113, lui è rimasto qua dentro, ha tentato di chiudermi la porta perché la mia porta è porte automatiche che si aprono appena vai davanti e l'aveva anche chiusa, dopodiché è riuscito a riaprirla, sono entrato e dopo lui si è dileguato. L'ho inseguito un po', è andato verso la stazione e dopo io ho dovuto aspettare la polizia e i carabinieri. E la notizia di oggi che invece è ricevuto dai carabinieri è che? Che l'hanno preso a Longarone. A posteriori, ripensandoci, sì, valeva la pena di fare quello che hai fatto? È sempre meglio dare i soldi e non rischiare, però chi ha un'attività, salvare il proprio incasso è fondamentale, è stato il mio primo istinto di non dargli soldi, di non dargli niente, basta assolutamente. In quel momento ti rendevi conto che correvi un pericolo? No, in quel momento no, è stata una frazione di pochi minuti, anzi, a dire il vero secondi, perché quando mi ha tirato fuori sto crocifisso mi stavo facendo un caffè a me stesso, perché al momento ho detto questo qua sta scherzando, era una battuta, e invece non era proprio niente una battuta. L'ho intravisto dallo specchio che ha tirato fuori sto crocifisso e praticamente mi sono andato verso di lui, mi sono difeso me e l'incasso, però sono uscito e comunque è rimasto qua quei soldi qua dentro e sono andato fuori io perché non sapevo con che personaggio avevo a che fare, anche perché non era una persona a posto. Ed era, ci hai detto, era veneto? Sì, veneto puro, sì. Ecco, a posteriori ci si augura che queste cose non debbano più capitare né a te né ad altri, ma parlando con un tuo collega o anche con un negoziante che si trovasse nella stessa situazione, avendo vissuto quei momenti e ripensandoci, qual è il consiglio giusto? Beh, il consiglio giusto è difficile darlo però, perché io ho reagito in quel modo perché il mio istinto ha voluto reagire così, però è sempre bene non rischiare, però dopo dipende la persona com'è. Io, visto che comunque la situazione quando hai un bar e hai soldi da pagare, eccetera, rischi anche la vita, perché se davo i soldi a lui era un problema, capisce? Però è sempre consigliabile di non fare niente, però è comunque, anche se gli dai i soldi, questo qua magari lo stesso ti dà un colpo in testa o qualcosa, quindi il mio istinto è stato solo riuscire a disarmarlo e uscire e basta, salvare intanto la mia persona. L'istinto è comprensibilissimo, però ci permettiamo di dire che in questi casi è sempre meglio, piuttosto che rischiare la vita, vale per se stessi, vale per i familiari, vale per gli amici, è sempre meglio dare quello che si ha in cassa e non correre rischi. Da Belluno è tutto. Grazie Fabio Fioravanzi per questo collegamento in diretta da Belluno. Noi parliamo ora della diabetologia dell'ospedale San Bassiano, che è finita al centro di interrogazioni, richieste di chiarimenti in regione. L'ULSS 7 intanto continua a rimandare al mittente polemiche e segnalazioni. La diabetologia del San Bassiano approda a Venezia e non smette di agitare neppure le acque bassanesi. Dopo la notizia che una delibera del maggio scorso ha decretato con una modifica all'atto aziendale la soppressione dell'unità operativa semplice di diabetologia dell'ospedale cittadino, sono in molti a chiedersi che cosa abbia significato negli ultimi mesi questo cambiamento per il servizio. Se lo chiede anche la politica e la consigliera regionale Chiara Luisetto ha reso pubblica nelle scorse ore una durissima nota nella quale parla di segnalazioni dei cittadini riguardanti spazi ridotti per gli esami a discapito della privacy dei pazienti. Luisetto segnala inoltre un problema di organico con gli infermieri che dovrebbero coprire anche altre attività di reparto e con un turnover continuo.
A questa situazione, avverte la consigliera Dem, va aggiunta l'assenza di un responsabile di reparto e il rischio di trovarsi con un solo diabetologo per un bacino di utenti piuttosto ampio. La situazione è critica, chiude infatti Luisetto, che annuncia un'interrogazione in Consiglio regionale. A strettissimo giro di posta arriva anche una replica alla nota diffusa dal PD, nella quale l'azienda sanitaria ribadisce un potenziamento del servizio con un aumento di personale e l'attivazione di sessioni ambulatoriali dedicate ai pazienti, negando quindi che vi siano problemi di spazio e privacy per alcuni esami. Nel frattempo, pure la consigliera leghista Morena Martini prende in carico le segnalazioni sulla situazione di diabetologia e le porta in regione. Ho chiesto già stamattina un appuntamento con la struttura sanitaria in regione, aspetto l'appuntamento per poter chiarire alcune questioni, soprattutto in questo momento particolare quella che riguarda l'ambulatorio di diabetologia. Sono concorde con le preoccupazioni che hanno i nostri cittadini, molto vicina anche alle posizioni del sindaco Finco che sta difendendo questa importante struttura. Martini, già sindaca di Rossano e in prima linea per molte battaglie sul territorio, avverte che su un tema così delicato non c'è alcuna intenzione di fare passi indietro, anzi. Ricordo a tutti, la prevenzione è la prima cosa. Il diabete è una malattia insidiosa che non si sente ed è una malattia che se non presa per tempo e soprattutto se non diagnosticata porta delle gravissime conseguenze, porta anche alla morte. Quindi è corretto, giusto e assolutamente indiscutibile il fatto che deve rimanere attivo così come lo è stato in questi anni e che non può essere portato altrove. Nel corso del telegiornale di Bassano del Grappa di sabato, il sindaco Nicola Finco aveva espresso forti perplessità sulla vicenda, sottolineando che i sindaci del territorio non erano stati avvertiti di queste novità riguardanti la diabetologia. L'ULSS 7 esprime stupore per le dichiarazioni di Finco sulla senologia, che il primo cittadino aveva citato come esempio di gestione, e ricorda al sindaco che un'unità operativa di senologia non è mai esistita al San Bassiano. L'ULSS 7 bacchetta inoltre Finco sul fatto che non ci sono indicazioni sull'unità operativa semplice di diabetologia bassanese nelle schede ospedaliere regionali. C'è un modo silenzioso di cambiare le cose. Si scrive una riga in una delibera, si usa una parola tecnica, soppressione, e si va avanti. Nel caso della diabetologia del San Bassiano, quella parola compare negli atti dell'ULSS 7 Pedemontana, ma i sindaci del territorio non sapevano nulla. I referenti delle associazioni di volontariato, che ogni giorno affiancano pazienti e famiglie, non erano stati informati. Questo è il punto politico, perché la sanità pubblica non è solo organizzazione interna, è relazione istituzionale, è condivisione, è rispetto dei livelli di rappresentanza. Se un servizio viene modificato, visto che interessa più di 7.000 utenti, il territorio deve saperlo prima, non scoprirlo leggendo un documento. Si dirà: è una riorganizzazione interna, può darsi, ma se è solo tecnica, perché non spiegarla? Se, come dice l'ULSS, il percorso di presa in carico dei pazienti è migliorato nei tempi di risposta, perché non renderlo pubblico? Ma soprattutto, perché non è stata convocata la conferenza dei sindaci? Perché non incontrare le associazioni? Il diabete è una delle patologie croniche più diffuse, richiede continuità, competenza, riferimenti stabili, non si governa con le formule amministrativi. Qui non è in discussione l'autonomia gestionale dell'azienda sanitaria, è in discussione il metodo, perché quando le decisioni scendono dall'alto senza confronto si incrina la fiducia e senza fiducia la sanità pubblica perde la sua forza più grande, il legame con la comunità. La parola soppressione pesa sui pazienti, pesa sui professionisti, pesa sugli amministratori locali che scoprono di non essere stati coinvolti. La trasparenza non è adempimento burocratico, è un dovere democratico. Se nulla cambia per i cittadini, lo si dica chiaramente. Se qualcosa cambia, lo si spieghi. Ma il silenzio non è una risposta. La sanità non è fatta solo di atti aziendali, è fatta di persone che soffrono. Ci fermiamo un istante, non andate via, tra pochi minuti andremo a Chirignago, dove è scoppiato un violento incendio in una palazzina, tra poco.
Trovati nuovamente in diretta con Focus TG. Come detto, andiamo subito a Chirignago per l'incendio in un appartamento al quartiere Circus. Famiglie e con bambini sono stati messi in salvo nella notte. Ci racconta tutto Marta Zatta. Una notte difficile, quella vissuta nel quartiere Circus di Chirignago. Siamo in via Fratelli Cavani, dove verso l'una e mezza di notte è scoppiato un incendio. Sono intervenuti i pompieri. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto sembrerebbe che un ventenne di origine straniera avrebbe appiccato il fuoco all'interno del condominio, un condominio popolare. Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una faida familiare. Infatti anche nei giorni scorsi sarebbe stato proprio appiccato un fuoco, fatto bruciare un motorino della famiglia avversaria. L'intero condominio è stato fatto evacuare, all'interno anche dei bambini molto piccoli che hanno passato tutta la notte al giallo mentre i pompieri erano al lavoro per spegnere le fiamme. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di un fratello, appunto, di un uomo coinvolto in questa faida familiare. Vediamo cosa ci ha detto. Io stavo a casa, al primo piano, dove abitavamo, e sento dei rumori, pensavo all'inizio dei spari. Ho chiamato subito i carabinieri, ho detto guarda, correte qui perché qui scoppia il morto. Perché dall'interno delle case, quando si rompono i vetri, si sente come spari, non si sente proprio quando si è fuori. Ho detto correte, piangevo, tremavo, i bambini spaventati. E a quest'ora mi dice stai in linea, non uscire fuori. Il ragazzo, diciamo che ha ritirato mio fratello, è venuto. Il fratello è coinvolto? Sì, mio fratello era coinvolto con lui, però il ragazzo che ha dato fuoco è venuto minacciandomi. Volevo venire sopra da me e infatti mi ha rotto il vetro della macchina, sul noto posteriore, ha rotto il vetro del portone e mi ha minacciato più e più volte, diciamo, di venire su, oppure mi intimidiva, vieni giù che ti taglio anche te. Quindi è una cosa. Allora la questura, essendo chiamata tuttora, da quando ho chiamato finché sono arrivati e l'hanno arrestato proprio qui sotto, mi diceva di rimanere in telefonata senza staccare e senza scendere giù. Una volta che sono arrivati È stato lui quindi a piccare il fuoco? Sì, è stato lui. Come ha fatto? Con benzina e con straccio di benzina, è stato un caos, ieri sera. Io dovevo andare al lavoro oggi, non sono andato perché non ho dormito tutta la notte. Un piccolo rumore e sono rimasto sbiadito, veramente con terrore. Perfino mio figlio piccolino, 3 anni, diceva papà, poliziotti, pam, ti pare, 3 anni. Per fortuna, guarda, non vedevo l'ora che veniva giorno, giuro. Questa era Marta Zatta da Chirignago, comune di Venezia, con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. Noi dobbiamo aprire una parentesi doverosamente molto più festosa, quella dedicata al Carnevale, quindi oggi è martedì grasso e la linea va subito a Lucio Zanato che si trova a Treviso, dove tutto è pronto per la grande sfilata dei carri. Lucio. Sì, Filippo, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneto. So che tu sei abituato a Venezia e a Piazza San Marco e i balli del Doge, però anche Treviso si difende con Re Carnevale e il passaggio delle chiavi. Chiaramente noi siamo terraferma rispetto a te che sei Laguna, e quindi il passaggio delle chiavi avviene da sindaco e quindi non dal Doge al Re Carnevale. Questo è il passaggio per il Carnevale che noi poi come gruppo Media Nord-Est seguiremo in diretta tutto il pomeriggio. Carnevale di Treviso che conta ben 21 gruppi, pensa a 1,5 chilometri di sfilamento che partirà dalle 14 da Piazza Duomo per arrivare poi in Piazzale Burchiellati, che praticamente per chi conosce la città ma anche per i tanti del Veneto che vengono a visitarla è la zona del mercato, quindi il sabato e il martedì chi vuole venire così a vedere anche delle cose un po' particolari viene al mercato di Treviso, che è una gran festa che come dicevamo si rinnova in questo
Carnevale 2026. Sindaco, una gran festa, noi la seguiamo in diretta, però 90.000 persone sono previste oggi. Sì, è una festa anche per me, tant'è che ho ceduto subito le chiavi al Re Carnevale e alla Regina, che è colei che comanda. E quindi invito tutti a partecipare, a scendere lungo le strade, nelle piazze, proprio per festeggiare questo carnevale. Chi non può scendere in strada può collegarsi attraverso le reti del gruppo Media Nord-Est, perché ci sarà la diretta del carnevale, e per questo vi ringrazio anche per il servizio che svolgete. Un carnevale in totale sicurezza, presidi medici e presidi di sicurezza. Fatemi ringraziare il prefetto, le forze dell'ordine, la polizia locale, la protezione civile, tutti coloro che sono dispiegati lungo il percorso, perché vogliamo che sia una grande festa dei trevigiani, dei bambini, delle famiglie, ma in totale sicurezza. Ecco, logisticamente parlando è già tutta la macchina in moto, quindi se qualcuno arriva in macchina ci sono parcheggi intorno alle mura, si sa che arrivare proprio in centro si arriva a piedi, però c'è una logistica per cui insomma non si deve parcheggiare tanto distante. Insomma, l'affluenza di pubblico è importante, tanti saranno i bambini, le famiglie, gli anziani, e quindi è giusto che oggi le macchine lasciano il posto ai pedoni. Lo facciamo per garantire la sicurezza di tutti, basta organizzarsi per tempo. A dire il vero, tra un'oretta il tutto comincerà, quindi diciamo che i carri sono già pronti per partire, la logistica è già tutta attivata, quindi invito tutti ad avere un po' di pazienza e possibilmente di raggiungere la città in bicicletta o a piedi, anche perché la giornata che ci ha regalato il generale Iannicelli merita di essere vissuta a piedi. Quindi vi aspetto tutti lungo le strade per riempirci di coriandoli, e l'invito che faccio solo per oggi è quello di mettersi la maschera. Durante l'anno dobbiamo toglierci la maschera, oggi invece mettiamoci quelli di Arlecchino, di Pulcinella. Insomma, l'importante è che venite a Treviso per divertirvi. Sfilare anche lei? Certo, io sono pronto, mi sono già organizzato con 10 kg di coriandoli per sfidare tutti i bambini della mia città. Ecco, quindi hai capito Filippo, noi qui siamo pronti per vivere questo momento di carnevale. Una parola per Re Carnevale, che quest'anno tra l'altro è estremamente giovane. Il tuo nome? Andrea. Anni? 28. Bell'impegno essere. Bell'impegno, sì. Magari per mezza giornata, ma è un bell'impegno. Sì. Ma è vero che comanda la regina? Sempre. Allora sentiamo la regina. Allora, cosa comanda Regina oggi? Pace, felicità e unione tra tutti quanti. Ecco, questo è già un bell'inizio. Poi devi sapere, Filippo, che questo è anche il debutto della neopresidente del gruppo folcloristico trevigiano, che è chi, diciamo, viene avanti, Tatiana, che praticamente porta avanti lo scettro che fu di Franco Grespan. Bella, come dire, è un bel impegno. È un bel impegno, però è anche un onore portare avanti questo progetto cominciato da Franco e portare le tradizioni della nostra terra e tramandarle attraverso la musica, il canto, lo spettacolo, ma anche occasioni come questa che è il Carnevale. Poi voi dovete sapere che lei è la pubblica accusa del processo alla Vecchia, io non dico altro, quindi provate a immaginarvi cosa guarderà oggi della sfilata di Carnevale e cosa scriverà poi per mezza guardia. Bisogna volergli bene, trattarla bene, benvenuta, complimenti. Magistrato, complimenti, è sempre un piacere, insomma, però approfitto al di là delle battute per ringraziare il gruppo folcloristico trevigiano, perché al di là di questo evento che li vede ovviamente protagonisti insieme all'amministrazione, poi loro sono ambasciatori della cultura e della tradizione trevigiana, insieme ovviamente alla pastoria del Bolgofuro, però sono due nostre eccellenze del territorio che ci riempiono di orgoglio ogni volta che escono dalla nostra città. E soprattutto ci ricordano le nostre radici. Che è fondamentale, per questo ringrazio la Neo Presidente, ringrazio tutti i componenti del gruppo. Come potete vedere è un gruppo che sa anche ringiovanirsi nel tempo, questo significa avere davanti un grande futuro. Direi che con questo è tutto, siccome poi noi cominciamo alle 14, ti diamo la linea e ci sentiamo sempre qui da Treviso, sempre con il Carnevale qua trevigiano. Grazie a Lucio Zanato e buon lavoro e buon divertimento. Noi adesso parliamo di politica, perché mercoledì, cioè domani, in Consiglio dei Ministri è prevista l'approvazione della prima intesa sull'autonomia con 4 materie. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Regione Alberto Stefani, che sarà a Palazzo Chigi. Secondo l'assessore Massimo Bitonci si inserisce un cuneo, va portata avanti, dice, anche la partita del federalismo fiscale.
Il Veneto vince, scrive a metà pomeriggio Alberto Stefani sui social, dopo aver ricevuto conferma dal ministro Roberto Calderoli che mercoledì a Palazzo Chigi ci sarà l'approvazione della prima intesa sull'autonomia e a Roma, in Consiglio dei Ministri, sarà presente lo stesso presidente della regione accanto ai colleghi di Liguria, Piemonte e Lombardia, ovvero quelle regioni che già hanno siglato le preintese. Un passaggio storico, per usare le parole di Stefani, che permetterà di ottenere competenze su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e soprattutto tutela della salute. Pubblicherò nei prossimi giorni il testo ufficiale dell'intesa, così i veneti potranno constatare punto per punto i risultati raggiunti, scrive sempre Stefani nel post, dove di fatto attacca l'opposizione ricordando le 350 ore di ostruzionismo alla Camera fatte quando lui di quel provvedimento era relatore in aula. In attesa di repliche, dopo la calendarizzazione, le prime dichiarazioni sono tutte leghiste. Si inizia a inserire un cuneo, no? Perché parliamo di 4 materie, la formazione, che non sono quelle, diciamo, fondamentali. Sono però importante iniziare con 4 materie, dopo sarà molto più semplice poi introdurre altre competenze magari che hanno maggior valore aggiunto. Questione di competenze, ma anche ovviamente di risorse. Il passaggio vero del federalismo, al di là delle materie, è se tu puoi avere almeno una percentuale anche piccola di compartecipazione sulle imposte statali. C'è già una compartecipazione dell'IVA che hanno le regioni, quella importante ovviamente è quella sull'IRES e sull'IRPEF soprattutto, quindi anche una piccola compartecipazione darebbe il senso di alcune risorse che rimangono nel territorio. Avete sentito in questo servizio sia il presidente della regione Alberto Stefani che l'assessore Massimo Bitonci. Prima delle ultime elezioni regionali entrambi sedevano in Parlamento, per cui tra poco più di un mese decine di comuni di Padova, tra Padova e Rovigo, oltre che per il referendum sulla giustizia, andranno a votare anche per le elezioni suppletive della Camera, proprio per sostituire i posti lasciati da Alberto Stefani e Massimo Bitonci. Si va delineando il quadro dei candidati alle prossime elezioni suppletive del 22 e 23 marzo. Ci sono 2 posti alla Camera dei Deputati da riempire tra Padova e Rovigo, dopo le dimissioni di Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati rispettivamente presidente e assessore della Regione Veneto. Non è stata una scelta semplice quella di candidati a causa delle tensioni interne, soprattutto nel centrodestra. Nella Lega è stato difficile trovare l'accordo sui nomi, ora ufficiali ad un mese dalla votazione che coinciderà con il referendum sulla giustizia. Il centrodestra compatto sosterrà le candidature di Giulio Centenaro nel collegio padovano, che riguarda 41 comuni, e di Alberto Di Rubba a Rovigo. Il centrosinistra invece punta su Antonino Stivanello, ex sindaco di Vigonza, e Giacomo Bovolenta, presidente provinciale di Italia Viva a Rovigo, mentre il Popolo della Famiglia presenta un proprio candidato, ovvero Mario Adinolfi a Padova. Sempre a Padova anche Andrea Pacagnella per il Movimento Ora e a Rovigo Giuseppe Padoan per Italia Resiste Libera. I nomi del centrodestra sono stati decisi da un direttivo della Lega in 2 seggi che alle politiche del 2022 avevano visto la vittoria netta di Stefani e Bitonci. Ci sono 3 comuni nel Vicentino che si stanno preparando a fondersi. Si tratta di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Bressanvido. I sindaci si sono incontrati per fare il punto della situazione. Per noi c'era Daniele Garbin. Momento storico per 3 comuni del Vicentino che puntano a essere la 7ª realtà prossimamente per un mega comune di oltre 15.000 abitanti. Parliamo di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Bressanvido. Siamo nella sala consigliare di Bolzano Vicentino con i 3 sindaci che hanno un annuncio importante per una fusione che richiederà tempo e soprattutto una svolta storica. Parliamo con Lorenzo Cracco, il sindaco di Bolzano Vicentino. Ecco, qual è lo spirito di questa iniziativa? Sì, lo spirito fin da subito è stato uno spirito di comune accordo con i 2 colleghi e comunque mi preme sottolineare una cosa, che noi non facciamo o non mettiamo in piedi questa fusione per un'esigenza, diciamo, impellente di sopravvivenza, ma facciamo una fusione per far sì che il nuovo ente fuso abbia una visione lungimirante e una visione
ben strutturata per il futuro. Ecco. È una sfida, insomma l'obiettivo, ci sono tanti elementi che possono mettere i paletti fra le ruote, uno fra questi storicamente è il campanilismo, ecco, su questo teme Stefano Ferrarini, sindaco di Quinto Vicentino. Assolutamente no, perché sono convinto che i cittadini capiranno che non si perde l'identità anzi la si guadagna, perché diventiamo un comune forte, un comune di 15.400 abitanti nel quale ognuno avrà il diritto di fare le stesse cose che faceva prima. Per cui dico, cittadini, mi raccomando, fidatevi di quello che noi stiamo facendo. Ecco, altro aspetto importante è che è un incentivo in questo momento nella fusione di comuni voluto dalla Regione Veneto e comunque dallo Stato. Si pensa anche a un tesoretto, abbiamo sentito di circa quasi 24-23 milioni di euro in 15 anni. Ecco, però sembra che non sia questa la molla principale. Luca Franzè, il sindaco di Bressanvido, qual è lo spirito, soprattutto cosa vi muove in questo momento verso questa direzione? Sì, lo diceva il collega Cracco poco fa. Il percorso che ci ha avviato e ci ha portato a questo punto non è di certo un percorso che vuole essere una strategia di sopravvivenza. Le nostre 3 amministrazioni hanno un bilancio assolutamente in salute, in equilibrio, ma noi guardiamo al futuro. Per pensare non alle prossime elezioni, come si dice, ma alle prossime generazioni, vogliamo garantire qualità e servizi per il nostro territorio. È vero, ci saranno dei fondi, decideremo come metterli a terra a massimo vantaggio dei cittadini, ma questo chiaramente non è il motivo principale. Clamoroso invece in comune A9, dove si sono dimessi 8 consiglieri, fra cui 4 di maggioranza e anche un assessore, e cade la giunta di Luca Rebellato. Stamattina hanno rassegnato le dimissioni 4 consiglieri della maggioranza assieme ai 4 consiglieri della minoranza. Quindi un atto che mi lascia sconcertato e fortemente deluso. È un'iniziativa condivisa tra un gruppo di appartenenti alla Lega e un gruppo che, pur chiamandosi Civica, è di diretta appartenenza al PD. Questo accordo ha fatto sì che sia decaduta l'amministrazione comunale. Non c'è pace a 9. Meno di 4 anni dopo la caduta dell'amministrazione di Raffaella Campagnolo, il paese si trova nuovamente privo di un sindaco, di una giunta, di un consiglio comunale. Nella mattinata, infatti, i consiglieri di minoranza Franco Bordignon, Fabio Zanardello, Anna Gnoato e Roberto Sguario hanno rassegnato le dimissioni. Fra le motivazioni, una forte critica all'attività amministrativa di Rebellato. Assieme a loro 4 consiglieri di maggioranza della lista 9 civica che fa riferimento alla Lega. Si tratta di Marco Carlesso, Paolo Zanon, Francesca Termini e Anna Pesavento, che aveva anche un ruolo in giunta. Decisamente più pesanti le accuse di questo gruppo, che puntano su attriti interni. Gli alleati dimissionari accusano Rebellato di scarsa condivisione delle strategie e delle scelte. Il sindaco uscente rimanda le accuse al mittente, ricordando i voti di giunta sempre compatti e i rapporti fra alleati di governo. Io non sono un burattino, non sono qua per farmi dirigere a bacchetta. Io sono qua per amministrare per il bene del paese. Ricordiamocelo, il bene del paese. Fuori gli interessi politici, fuori gli interessi personali. Guardiamo esclusivamente al bene dei cittadini e quello che dobbiamo fare noi per il nostro paese. Ci fermiamo nuovamente per pochi istanti, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG. C'è preoccupazione tra i comuni che insistono lungo il tratto cosiddetto maledetto dell'autostrada A4, dove i lavori di ampliamento per la terza corsia sono in atto. La ditta che si occupa dei cavalcavia ha chiesto il concordato, i cantieri sono rallentati, è stata istituita una task force, rassicura il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato. Sono preoccupato, però sono anche rassicurato da parte di Autostrade Alto Adriatico, quindi ho grande fiducia nel loro operato e appunto con questa voglio rassicurare i miei concittadini che la cosa è controllata e stanno vagliando tutte le possibilità per trovare delle soluzioni. È cauto Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Il comune trevigiano attraversato dal tratto maledetto della 4
Il momento del resto è delicatissimo, visto che sui cantieri in corso, in particolare quelli dei nuovi cavalcavia, si è allungata l'ombra del concordato per la ditta appaltatrice, che l'11 dicembre scorso si è vista respingere la proroga delle misure di protezione dai creditori. Della partita se ne occupa il Tribunale di Trieste, mentre i contraccolpi in termini di operatività già si vedono da qualche tempo. Il rallentamento è evidente. Abbiamo dei 10 attraversamenti autostradali nel tratto San Donà Portogruaro, 5 sono in comune di Cessalto e 2 attualmente i lavori sono leggermente a rilento purtroppo. Una storia infinita, quella del tratto maledetto, con Autostrada Alto Adriatico che ha comunicato ai sindaci dei comuni interessati di aver istituito una task force accanto al responsabile unico del progetto e alla direzione dei lavori. Entro il mese di febbraio è previsto un tavolo allargato agli enti locali. Avremo prossimamente un incontro con il commissario e Autostrade, da cui ci daranno delle rassicurazioni sull'operato. Capiamo che l'intervento è importante, stiamo parlando di interventi difficoltosi, sappiamo anche il momento economico che stanno attraversando queste aziende, quindi cercheremo in ogni modo di dare una mano a Autostrade Alto Adriatico, che ringrazio per il loro operato, e il commissario all'autostrada. E a proposito di sicurezza stradale, la provincia di Padova punta sulla prevenzione con il primo simulatore di guida per monopattini nelle scuole. Un mezzo agile ma sempre più presente nelle cronache degli incidenti stradali. A Padova cresce l'attenzione sulla sicurezza dei monopattini elettrici, soprattutto tra i più giovani. Per prevenire nuovi episodi, la provincia di Padova, attraverso il Fondo contro l'incidentalità notturna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvia un programma di educazione stradale nelle scuole. Al centro del progetto un simulatore professionale che ricrea situazioni di traffico reale grazie alla collaborazione della polizia locale. La provincia di Padova ha partecipato al progetto al bando Mobilità Sicura, il settore viabilità e il settore mobilità della provincia di Padova, ottenendo un contributo nel 2025 di 100.000 euro. E attraverso questo contributo il settore viabilità ha fatto un'importante attività ad Expo 2025 per la sicurezza stradale con gli studenti, e un margine di questo progetto, una cifra di circa 12.000 euro, è servita per l'acquisto di questo simulatore che viaggerà in giro per le scuole di Padova e farà delle lezioni agli studenti per come condurre in sicurezza, con tutte le norme, le regole della strada, appunto come condurre il monopattino. L'obiettivo non è punitivo ma formativo, far comprendere ai ragazzi che il monopattino non è un gioco ma è un veicolo che richiede attenzione e responsabilità. Grazie a software avanzati gli studenti potranno testare i tempi di reazione alterati e le conseguenze di manovre azzardate. Si punta sulla prevenzione, proprio questo progetto va nell'ottica di andare a fare prevenzione nei confronti dei ragazzi. Avere una situazione di un simulatore virtuale che ti proietta su quelli che sono l'uso dell'alcol e stupefacenti va proprio nell'ottica di far prevenzione, cioè non si beve e non si usa stupefacenti in situazioni di guida, ma anche nella situazione di realtà, proprio nell'ottica di dire che nel momento che ci mettiamo alla guida dobbiamo essere in primis per la nostra salvaguardia come persone e poi per non danneggiare e creare problemi agli altri che si mettono contemporaneamente alla strada con noi. Allora ci spostiamo a Trieste per vedere in anteprima per la nostra emittente i rendering del riallestimento progettato dall'Unione degli Istriani per il nuovo Museo degli Esuli all'ex campo profughi di Padriciano sul Carso triestino. Un viaggio immersivo e multimediale nella storia degli esuli è l'esperienza che promette il nuovo allestimento ideato per il museo dell'ex campo profughi di Padriciano, gestito dall'Unione degli Istriani. Un progetto presentato in anteprima con tanto di rendering sulla nostra emittente e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che il presidente dell'associazione Massimiliano Lacota conta di tradurre quanto prima in realtà. Si entra virtualmente nel Toscana. La nave che noi sappiamo tutti ha portato via gli esuli da Pola nel 1947 con diverse decine di viaggi da Pola a Venezia e quindi praticamente ci immergiamo in quello che sarà il viaggio di un esule di Pola che arriverà con la nave, appunto, partendo con le masserizie da Pola, arriverà a Venezia e poi da lì andrà in giro per l'Italia attraverso i treni nei vari campi profughi. Poi all'uscita di questo viaggio si passerà al treno, quindi c'è
veramente si sentirà lo sferragliare dei treni, dei vagoni, quindi il vocio delle persone, eccolo qua, e quindi appunto si racconterà il viaggio in treno. Ci sarà per esempio il famoso episodio di Bologna, no? Dove il treno sarà fermato a causa di uno sciopero della CGIL, appunto sarà impedito ai profughi e ai bambini di avere il latte e la sussistenza prevista in quella stazione. E poi del treno naturalmente si entra nella parte finale dell'esposizione che riguarda il campo profughi, non solo quello di Padriciano, ma tantissime esperienze che racconteranno com'era la difficile vita all'interno dei campi profughi. Una degli aspetti meno conosciuti dell'esodo nella sua interezza, e quindi qui c'erano dei pannelli a velario con delle testimonianze, quindi saranno delle persone che grazie anche all'intelligenza artificiale parleranno direttamente con i visitatori e racconteranno la propria storia. È un crescendo di emozioni per le Olimpiadi invernali che sono sempre più Cortina e sempre meno Milano, grandi imprese e grandi risultati per gli atleti di casa. Olimpiadi invernali 2026, le Olimpiadi dei record e delle imprese storiche. Dal record di medaglie azzurre per Arianna Fontana, che ha eguagliato quello di 13 medaglie olimpiche di Edoardo Mangiarotti, dalle imprese con 2 ore a testa di Federica Brignone a Cortina nello sci alpino davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quelli di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio. E poi la grandissima gioia per i risultati degli atleti bellunesi. Io ho festeggiato venerdì sera Lucia Dal Masso, che è la prima gordina ad aver vinto una medaglia olimpica nello snowboard, ma con lui c'è l'allenatore, lo skiman, che sono bellunesi, e poi abbiamo avuto il grandissimo risultato di Stefania Costantini, ormai la conoscono tutti, è lei che penso abbia creato la passione per il curling dopo la vittoria insieme a Amos Mosaner, anche lì il direttore tecnico è di Cortina. Poi ci sono state la Lollobrigida, come ricordavi tu, allenata da Alessandro Mazzoleni, che è un ragazzo di Pieve di Cadore, e poi devo dire che ieri è un po' stata un'altra giornata storica, perché abbiamo avuto Elia Barpa, che è di Trichiana, che ha vinto la medaglia nella staffetta del fondo, Lisa Vittozzi, che è vero, è una residente sappadina ma è nata a Pieve, vive in provincia di Belluno, quindi per noi è una di noi. E poi c'è anche il grande risultato complessivo che tutte queste ragazze hanno fatto. Ricordo anche Davide Graz, che è di Sappada, ma anche lui figlio dell'ex sindaco, che è un ragazzo sul quale io quando era giovane parlavo sempre col papà dicendo che secondo me lui avrebbe fatto una grande carriera perché aveva i numeri per riuscire a farla. Sono stato per questa volta almeno anche, sono contento perché se lo merita, un ragazzo d'oro, una famiglia d'oro, e quindi anche Graz fa parte un po' dei bellunesi. Martine Diop Bullo, 18 anni, di Mestre, è stata eletta ieri sera al termine della cena di gala ospitata nelle sale apolline del Teatro La Fenice di Venezia, Maria del Carnevale 2026. Studia Digital Management a Ca' Foscari, ama viaggiare, ha praticato danza per molti anni e le giornate passate durante il Carnevale le hanno regalato, ha detto, gioia e felicità. Mi sono iscritta al concorso da sola, ha aggiunto, per provare delle emozioni legate alla mia città. Mia mamma e mia nonna mi hanno da subito appoggiata e saranno loro che chiamerò subito per condividere questa gioia. Ringrazio tutte le mie compagne di viaggio e chi ci ha aiutato in questo percorso, ha spiegato Martin a margine della premiazione. E sempre al Carnevale di Venezia, al Ballo del Doge, sono andati in scena L'amore ed è stata subito poesia. Cupido, con arco e freccia tesi, verso i cuori di chi sogna e desidera amore, simbolo poetico di una notte sospesa tra magia, incanto e splendore. Notte, capace di ammaliare e sedurre davvero tutti, come l'attrice Emma Thompson e lo scultore britannico Anish Kapoor. Una festa che diviene un racconto romantico e senza tempo per celebrare la forza dei sentimenti nella cornice unica di Venezia. Tra scenografie oniriche, abiti fiabeschi e luci soffuse, il Carnevale diviene pura emozione. Il bacio come simbolo dell'amore vissuto da ognuno di noi in modo diverso, ma comunque
amore, amore con la sua potenza straordinaria. Un inno all'amore, alla bellezza e alla magia di San Valentino per la 33esima edizione del Ballo del Doge, ideato da Antonia Sauter, in scena nella monumentale Scuola Grande della Misericordia. A Venezia, nel suo mistero più romantico, l'amore come carnevale è magia fragile ma eterna. È un po' banale parlare di amore, ma in realtà ce ne sarebbe veramente bisogno di amore. Con questo servizio sulla cena del Doge si conclude l'edizione di Focus TG. In regia Francesco Cerone e Italo Morao. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, quindi dalle 21:15. L'appuntamento si rinnova con il talk show Focus, tra gli ospiti della serata Arrigo Abatti, Stefano Dall'Agata, Gianluca Maschera, Leonardo Padrin, Enzo Siviero e Cristina Zanini. Questo per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.